partenza. Sì, come immaginavo anche in Albania ti ricaricano il gas, ma non il gas, il bombolone, proprio le bombole. In Albania è tutto un no problem, quindi vai tranquillo, bene così. Il piano di una bombola, ho sentito Giovanni, lo ha pagato 1000 lek, 125 lek sono 1 euro, quindi fai un po' i conti, insomma. È da un mese che siamo via praticamente, perché Giovanni sta ore e ore a cazzeggiare, cioè oggi non abbiamo fatto niente, percorso niente, è già quasi sera ormai, per carità abbiamo visto il castello, ok, però porca troia, non arriviamo più. Sia lodato Gesù Cristo, Madonna, Giuseppe, il bue, l'asinello, i re magi, tutti quanti proprio, siamo ripartiti. Adesso forse facciamo, sì, senza forse, facciamo una sostina a Durazzo. Roll on your 40s and grab your board. Shortboard, longboard, fishboard, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. Let the gnarly waves run their course. Hey, loose on the party wave. Let's take over the other way. Hey, loose on the party wave. Look, take it. Keep hanging even. Don't be clucked by the cleanup set. The overhead pumping surf. Getting work is part of the fun. White House donuts, Muller, Rip. Hanging loose on the party way. Let's take over the other way. Hanging loose on the party way. Cioè ragazzo, anche senza stabilizzatore, ma potevo non fermarmi a farti vedere sto cacchio di panorama. In più vabbè, pisciatina e caffettino e cica. Fantastico, i ragazzi per strada che ci salutano, è figata, ci fanno il pollice in su, no? Italia, quel campo scarosso, è figata sta roba. You believe in democracy, if you have hope in what could be, if you want to protect your rights, you got to get out there and fight. Protesting helps us spread our views. Still got to visit the voting booth. The only way politicians are swayed, the only way they'll hear what you say is when you tardi, ma vedi ancora, questa è tutta la strada dei campi, no? Dove tu vedi tutte le cassette e ti dicono cosa vendono. Allora, questo vende le fragole, questo no, questa è una tomba, anche questa a sinistra, e ne ho viste tante. Praticamente qua, ciao bello, praticamente qua vedi, ti fanno anche vedere le robe, cosa hanno, i bambini hanno messo, le fragole anche loro. Praticamente qua quando muore la gente per strada, deduco, invece di mettere i soliti, invece di mettere i fiori come facciamo noi, mettono delle tombe vere e proprie, cioè in marmo, ho visto delle cose proprio grandi, proprio come le tombe. E qua un altro, ho visto qua addirittura anche la paracchetta, è organizzato il capo, cos'hai te? Fragole e roba verde. Tutti che vendono fragole, guarda serre, tutte di fragole, hai capito? Probabilmente la maggior parte delle fragole da dove viene? Dall'Albania. Tu mi dirai, dov'è sta strada qua con tutti gli ortofrutticoli? Allora, da Murtez in direzione Durazzo, come la canzone. Ascolta Radio Durazzo, attacca un cazzo, mai sentita? È roba vecchia. Tac, magia, singano già in pigiama. Gli effetti speciali del cinema qua, cioè le transizioni spazio-temporali che neanche a Battiato non riesce a farle così. Allora, adesso siamo parcheggiati, in parte è un ristorantino, in un
lungo una forse vecchia ferrovia, adesso non so se funziona oppure no, cioè c'è un binario che non so se funziona oppure no. Noi non siamo sopra il binario, giustamente abbiamo detto no, meglio un po' più indietro, quindi siamo proprio di fronte. Aspetta. No, ok, se passa il treno non ci pinza, vai tranquillo. Perché eravamo andati a un distributore, no? Avevamo chiesto al Ciccio Pasticcio là: ascolta mister, possiamo parcheggiare qua dietro, non rompiamo le balle, stiamo dentro al camper, dormiamo e basta. Devo chiedere allo chef. Io ho detto cazzo, cosa ha capito? Ci fa da mangiare? In realtà no, chef vuol dire capo, hai capito? Quindi ha chiamato il suo capo, e il suo capo gli ha detto di no, e lui però molto gentile ha detto guarda, quella lì è casa mia, se volete venite lì, c'è posto per 4, tranquilli. Noi siamo andati prima a vedere, solo che era troppo ripido, cioè no ripido, era troppo in pendenza, no? E sai, magari per dormire può non essere un problema, però se dopo ti fai da mangiare, stai in piedi, ti muovi, ti viene un po', come dire, non so se hai mai provato, è un po' come stare dentro una casa completamente storta, non in bolla, cioè ti ubriachi, però insomma non ti senti tanto a tuo agio, hai capito? Sei un po' barcollante, ecco, quindi abbiamo detto no, andiamo avanti, vediamo cos'altro troviamo. Abbiamo trovato sto spiazzetto qui. Purtroppo non ho le password del wifi, perché altrimenti caricavo 2 o 3 foto intanto, ogni tanto ne anticipo qualcuna, insomma dopo verranno messe tutte nelle puntine, ogni puntina di ogni posto, attrazione che faccio avrà le sue foto che ho scattato. Insomma, ho imparato anche a usare la Sony RX100M4 qua per fare le foto, è una cosa impressionante. Allora, in modalità automatica è una cosa indecente. Per automatico intendo che le sviluppa lei in JPEG, quindi gli regola lei l'esposizione, le profondità, i colori, i toni, cioè abituato con la Nikon che era 1000 volte meglio, direi no. Però la Sony ovviamente è una macchina professionale, molto più all'avanguardia rispetto alla mia vecchia Nikon, eccetera. Cosa succede? Scatta in RAW. Il RAW, RAW, sarebbe praticamente il negativo, no? Il rullino, in poche parole per farti l'esempio, che si usava una volta e poi si portava a sviluppare. Il RAW è un file enorme che contiene tutte le informazioni. Appena scattato, se tu apri la foto può sembrarti anche quella smorta, un po' scura, eccetera. In realtà se tu aumenti l'esposizione, le luci, i colori, qualsiasi altra cosa, vedrai che la foto inizia a prendere profondità, inizia a prendere dettagli, inizia a prendere colori e tutto, senza rovinare la qualità. Mentre se è un JPEG finito puoi farci veramente poco. Che se hai una reflex sicuramente scatta in RAW o in RAW, se vuoi chiamarla correttamente. Le macchinette digitali io direi veramente poche, o almeno adesso, insomma nel 2019, veramente poche scattano in RAW o in RAW, come preferisci. Se anche tu hai questa possibilità, prova, fai come ha detto Singano. Tu mi dirai come faccio. Di solito i fotografi utilizzano Lightroom, Adobe Lightroom. Sinceramente mi trovo estremamente bene con Photoshop Express. È un'app sempre dell'Adobe, gratuita, però l'unica pecca, funziona solo sotto Windows 10. È estremamente veloce da utilizzare in ogni aspetto, proprio velocissima, e soprattutto hai tutti i parametri base, in più qualcosina anche in più per non tanto ritoccare le foto, ma per dargli le giuste tonalità e le giuste espressioni che tu vuoi che abbiano. Poi per i lavori un po' più avanzati, se uno è capace o ha dei filtri carini particolari, c'è Photoshop vero e proprio. Io quello adesso lo uso molto raramente, perché col Photoshop Express fai tutto. Per concludere come funziona sto discorso, cazzo moto che passa qua, porco cane, è tutta una motorea. Per concludere come funziona sto discorso, tu una volta che hai regolato il tuo RAW, dici ok adesso è perfetta, esporti in JPEG. Tieni conto, il RAW metti una quarantina di megabyte, esporti in JPEG, magari un JPEG in massima qualità sarà 18 mega adesso circa, no? Una media ti faccio, perché ovviamente varia da foto a foto. Io direi che eravamo affamati come bestie, infatti l'ho mangiato così di gusto, era da un mese che non mangiavo così di gusto, proprio che bene che stavo, cazzo. Anche perché, beh, forse anche, sai perché, quando abbiamo preso la
come si chiama, SH4, no? Quella strada tutta tra virgolette dritta, ok, ci sono state anche delle salite ma niente di impegnativo. Lì mi sentivo proprio in relax, no? Cioè rilassatissimo, è quello il viaggio che piace a me, perché Singano è un Singano da pianura, o meglio, Singano col camper è un Singano da pianura. Quando Singano aveva la macchina o la moto, allora no, là andava su in montagna, era un divertimento unico. Col camper ti godi, o almeno io mi godo questi tipi di strade che sono fantastiche. Hai visto, per carità, non so con i video come funzionerà, cioè se vengono belli, cioè se vedrai i colori che ho visto, perché della fotografia ti ho spiegato come funziona. Per i video è già un po' più complesso, anche perché il video magari tu inquadri prima una parte, dopo ti giri e ne inquadri un'altra, quindi le luci, i colori possono non sempre essere uguali, hai capito? Non è che c'è una regola per tutto. Tieni anche conto poi che magari per fare un video dei miei, tipo le puntine dove ci sono tutti i spezzettini, no, che guido eccetera eccetera, possono esserci anche 100 video che dopo diventano uno, quindi sistema tu 100 volte i video, cioè non è impossibile, anche perché faccio video molto easy, nel senso ne faccio tanti e quindi insomma hai capito, sarebbe assolutamente impossibile. Ok, una puntata praticamente solo di Singano, questa qua a sproloquiare. Ok, vabbè, oh, Italia, adesso vado a letto a dormire, non siamo ancora arrivati a Durazzo perché mancavano ancora tipo quasi 100 km, vabbè, eravamo stanchi, iniziava a far scuro. Giovanni non si fida a guidare con il buio in queste strade e in realtà non è proprio tanta presa male la SH4, direi proprio di no, solo che effettivamente i posti sono magnifici e se guidiamo di notte ci perdiamo tutto il panorama, cioè alla fine il nostro viaggio era quello, quindi andiamo a dormire presto, chiudiamo qua e tutto la serata diciamo, e dopo ci si gode con la luce e tutto quanto. Ciao Italia!